siete tutti. Allora, mi permettete di essere un po' emozionato perché è la prima puntata di questa serie di puntate interminabili. Noi ci siamo prefissi di arrivare a 2000, 2005. Voi vi siete già prenotati per tutte, speriamo di divertirci insieme. Grazie di essere venuti. Guarda quanti applausi, sembrate un pubblico televisivo. Questa è una trasmissione aperta, nel senso che oggi ci sono io, domani chissà, quindi non c'è una barriera tra il palco e la platea. Quindi, e voi da casa, la prossima volta potreste essere qui tra il pubblico potrebbe essere a casa, chi è a casa la prossima volta potrebbe non guardarci, tutto il divenire, per me ho fatto un gran casino. No. Eccoci qua, la nostra trasmissione ci abbiamo pensato a lungo e alla fine abbiamo trovato che il titolo più adatto potesse essere solo questo: Smile. Ditelo anche voi tutti insieme, vieni a dirlo al microfono. Smile. Cioè, oggi avete l'applauso facile, beh, mi fa piacere, è così difficile essere apprezzati nella vita. E quindi vogliamo fare una TV molto comunicativa, molto travasarci le emozioni gli uni con gli altri, già adesso, davvero, è davvero. Quando sono passato tra di voi, al pubblico all'inizio, proprio mi avete trasmesso tutte le vostre energie, si vede che siete tonici, si vede. Quindi questa puntata intanto io non so bene gli orari, però so che andrà in replica in prima serata, in seconda mattinata, in terza pomeridiata, in seconda giornata, in quinta nottata. Quindi c'è la possibilità di vederla veramente per tutti, anche chi ha degli impegni lavorativi difficoltosi, insomma, con degli orari difficili. Vogliamo fare la pubblicità. Lo sapete, ci sarà perché? Ci sarà perché i messaggi commerciali servono poi per sostenere il palinsesto. Però non la vogliamo fare invasiva, cioè sarà una pubblicità delicata che sta al suo posto, perché io mi ricordo, l'ho vissuta male da bambino, cioè mi ricordo, la davano sempre quando mangiavi e su degli argomenti, c'è una bambina, non so a lei se capita, eri a mangiare, scattava la pubblicità, pannolini Kimby per il culetto del tuo bambino. Proprio adesso che sto mangiando, c'hai 24 ore, io vado a tavola, scatta quella lì, riprendevi a mangiare, riprendevi a mangiare, dici adesso finisco il pasto, carta igienica Scottex, allora dillo, io Rai, Radio, Televisione Italiana, non voglio che te mangi, c'è crisi, devi saltare qualche pasto, almeno non lo so. Uno lo sa, riprendevo a mangiare, dico stavolta ce la faccio in fretta così non mi interrompono. Nel tuo water ci potresti mangiare dentro. Beh, c'è tanto posto proprio nel water, io mi ero già abituato a tavola, almeno le tradizioni che funzionano, teniamole invariate, è così fatica creare una tradizione. Vabbè, comunque avremo anche un'altra cosa che ci tengo a precisare, avremo un rapporto molto libero, molto diretto con la regia che ci farà sapere in tempo reale quello che vuole da noi, perché io non sono mica sicuro di aver capito quello che vuole proprio la regia. Così va bene, così va bene. Così va bene, sì, parli con me, vero? Sì. Sì, ok. Ecco. Sentite che bella voce, piacerebbe a me avere la voce che ha il nostro regista. Grazie Enrico. Le scenografie, prego, non vogliamo dimenticare niente, le scenografie sono a cura di Giovanni Bonfiglioli, vedete qui ci si rifà alla commedia dell'arte, ci ha lasciato anche un po' di spiegazione del perché del suo lavoro, ma comunque vedete delle maschere, vedete dei costumi, e maschera diciamo così nel lessico
teatrale della commedia dell'arte, cioè nella maschera veniva stilizzato un carattere, un personaggio e poi i costumi, diciamo così, erano venivano stereotipati i caratteri un po'. Può essere? Sì, sì. Va bene, detto questo io mi ripresento, il mio nome lo sapete, Davide Dal Fiume, no, sembra così ma è meglio dirlo una volta in più, è importante il nome, basta che il nome lo indossi la persona sbagliata lo può rovinare per sempre. Per esempio ci sono dei nomi che sono cambiati nel corso dei secoli. Giuda, prima che lo indossasse quell'uomo lì che ha tradito nostro Signore, era un nome bellissimo, la gente andava in giro e diceva mi fido solo di Giuda, voglio un bacio da Giuda che è di buon auspicio. Se sei Giuda adesso sei sempre il traditore e se una arrabbiata anche un porco Giuda. Insomma, per quello dico, ci tengo a ribadire il nome. A questo punto però non voglio tediarvi con le mie comunicazioni di servizio e voglio chiamare il primo attore tra di voi, che un po' tutti lo siete, ognuno a suo modo e nella sua veste. Chiamo il primo attore che è il Carlino del Resto. Ecco. Allora, intanto io t'ho chiamato il Carlino del Resto, non è il tuo nome, immagino. No, per fortuna, diciamo, perché già se ti chiami Del Resto e i genitori che ti chiamano Carlino vuol dire che ti vogliono veramente male. Dopo, da grande cosa puoi fare? L'edicolante. Non si capiva tanto quando parlavo io, però anche adesso, non è che... No, sto scherzando. Quindi... Ho un deficit comunicativo anch'io, ho questa timidezza che mi porta a frequentare posti del genere per cercare di superarla, è il consiglio che mi ha dato il mio psicanalista che ringrazio. Ciao Guido! Ciao. E vengo in questi posti qui proprio per cercare di sbloccare la timidezza che mi attanaglia da quando ero bambino. Ecco, dicevo che non prendevi più fiato e non riuscivo a interromperti, ma tu... A chi ti rifai? C'è un artista che ammiri particolarmente? Io seguivo moltissimo Emilio Fede, ciao Emilio, continuo a seguirlo anche adesso, anche se non è più in onda, ha cambiato moto, però è rimasto sempre nel mio immaginario collettivo personale. Beh, se volete fargli un apprezzamento, fatelo. Grazie. Perché l'ho sentito che se l'aspettava, se l'aspettava. Quindi, niente, noi ti vogliamo mettere in contatto col pubblico, cioè l'offerta con l'utenza. Giusto. Tra un po' tornerai e ci farai vedere una delle tue forme espressive, un tuo modo di fare arte. Sì, ho cominciato da bambino al mare con le formine, poi ho trovato delle forme espressive diverse e adesso le sto coltivando. C'ho un orticello di forme espressive che è una roba fantastica. Ascolta, io non aggiungerei più nient'altro nella spiegazione e mi spiegherei abbondantemente dopo con la realizzazione del... D'accordo. A dopo. A dopo. Ciao Guido. No, alla faccia della timidezza, cioè non riuscivo più a interromperlo, se non è timido devo andare a casa subito, cioè va avanti lui. Beh, io a proposito di forme d'arte, una forma d'arte mignon può essere rappresentata dalla storiella, dalla barzelletta. Io ne sapevo una molto, secondo me molto didattica anche, educativa. Parla di una signora la cui casa è stata invasa dall'acqua. Lei si rifugia sui tetti, passa un barcaiolo, dice «Signora, la porto in salvo?» e lei dice «No, sto qui, mi salverà il creatore». Il barcaiolo se ne va, l'acqua sale, passa un secondo barcaiolo, cerca di farle capire che rischia la vita, dice «Signora, faccia presto, salga sulla mia barca che la salvo io». Lei dice «No, sto qui, mi salverà Dio». Anche il secondo barcaiolo se ne va, l'acqua continua a salire, ormai è a pochi centimetri dai piedi della signora, passa un terzo barcaiolo, cerca di caricarla con la forza, lei si divincola e sta lì, il terzo barcaiolo per non rischiare la vita anche lui se ne va, lei muore negata e va in paradiso. In paradiso è arrabbiatissima, dice «Fatemi parlare col creatore, io avevo fiducia in lui e sono morta annegata». Gli dicono «Guardi che sarebbe impegnato». «No, no, no, voi adesso mi ci fate parlare». Sarebbe impegnato, mi ci fate parlare. Tanto insiste
che ottiene il suo risultato. Si apre una porta da in fondo al paradiso, esce il creatore, la guarda e le dice: donna, non mi scocciare, t'ho mandato 3 barcaioli, cosa dovevo fare? Per cui... A questo punto è il momento di far partire la sigla della nostra rubrica principale, quella a cui teniamo di più. È un ufficio di collocamento artistico in cui mettiamo in contatto l'offerta con l'utenza. Prego. Buonasera, io mi chiamo Carlino Del Resto e sono qui su consiglio del mio psicanalista perché devo risolvere dei problemi di timidezza e già che ci sono anche in cerca dell'anima gemella perché è ora che trovi una donna, anche mia mamma dice che è ora. Ho messo un annuncio su questo giornale per vedere se riuscivo a trovare qualcosa e è qua. Beh. Allora, AAA, uomo, perché io sono un uomo, di sesso maschile, perché ci sono anche gli uomini che non sono di sesso maschile, capiamoci, uniproprietario, del sesso maschile perché fino adesso l'ho usato solo io, titolare di edicola ben avviata in posizione centrale, cerca compagna per unione ed eventuale matrimonio. Requisiti richiesti, io siccome sono una persona molto precisa ci tengo a specificare le cose, io cerco una persona con la quale iniziamo un rapporto, quindi partiamo dandoci del lei, dopodiché col tempo ci diamo del tu e avremo modo di farci tutte le nostre confessioni e confidenze. Io sto cercando una donna che mi sia amica, così che insieme noi riusciamo a fare una love story. Però, siccome ho avuto brutte esperienze, io ci tengo a questa cosa, soprattutto voglio che sia sincera perché non sopporto chi mente, proprio nella maniera più assoluta. Io sono una persona di poche pretese, non è che cerco una diva e donna, ma neanche una top girl. Cioè, a me interessa che sia una donna moderna, che abbia una bella silhouette, così che, almeno quando la guardo, vedo un bel panorama. Cioè, io cerco una donna che possa portare un po' di gioia e sorrisi e canzoni nella mia vita e che mi sappia dire le parole più dolci e quando si arrabbia che non alzi la voce. Perché mi dà... È tutto chiaro fino a qui? Benissimo. Io cerco una donna che quando esco la sera, quando torno a casa mi chiede come stai e che poi il mattino dopo mi sveglia con l'espresso. Voglio una persona che riesca a farmi star bene sia quando siamo in mezzo alla gente e sia quando siamo in intimità dentro casa e soprattutto che non sia una sfaticata che sta lì a prendere il sole 24 ore perché c'è da fare un pochino, no? Poi una personcina insomma che abbia un po' di grazia, mani di fata e che possa trasformare la mia casa bella in un grand hotel. Quindi, però mi raccomando, occhio alla spesa perché pago io, cioè, un giorno vorrei che questa persona che sto cercando diventasse donna e mamma, così che io e il mio bambino possiamo essere orgogliosi di vivere in questa famiglia cristiana e soprattutto ci terrei ad avere dei figli felici e non essere costretto a chiamare tutti i giorni SOS Tata perché insomma si capisce, no? Lui diceva di no, visto? Ecco. Allora, io vorrei che questa donna mi rimanesse vicino anche quando i miei capelli saranno sempre più sale e pepe e io per forza di cose non sarò più al top. E vorrei che avesse una sua personalità, non come mia sorella Marie Claire che ragiona con le idee di Susanna, cioè, un pochino. Io sono libero e sono subito pronto per pronunciare il fatidico sì con la mia sposa bella.
Adesso, scusate, ma qui è un caldino che mai io posso approfittare della gentilezza. Mai l'edicola intera. Volendo. Io sono un esperto del far da sé, campione italiano di braccio di ferro, non so se si nota, però spero che una volta trovata questa donna lei riuscirà ad accendere il focus della passione in me. Io mi sto già applicando nell'attesa di conoscerla, sto guardando tutti i film TV in attesa di poterla mettere a quattro zampe e poi le monterei in sella come se fosse il mio cavallo e non vi dico di più perché ci sono anche dei bambini, per cui stop, astenersi, perdi tempo e analfabeti. Io spero di trovare questa donna perché sinceramente di fare sempre tutto da solo, ragazzi, uno si stanca sempre da solo, sempre tutto da solo. Grazie. Grazie. Beh, siate un po' matti se non volete impazzire. Pubblicità. Ecco, penso che da casa iniziate un po' a capire di che cosa ci occupiamo noi qua in Smile. Cerchiamo di prendere la vita un po' col sorriso quando ci riusciamo, perché il sorriso sicuramente, il saper affrontare le cose col buon umore non ti risolve il problema, però ti dà quel quid di energia in più per andare avanti affrontando le cose con la speranza, perché non si può chiudere le porte alla speranza. Non parliamo magari non possiamo parlare di tutti gli argomenti, capisco che qualcuno ci avrebbe trovato più interessanti se avessimo parlato di calcio. Va bene che poi non abbiamo bisogno di farlo noi, di esperti di calcio ne trovate a bizzeffe in qualsiasi canale televisivo, ne ho visti certi, ma sono degli scienziati quelli che si occupano di calcio oggi, sanno calcolare il tempo di possesso palla di ogni squadra, il possesso palla di ogni squadra in ogni metacampo, quanti passaggi sono stati effettuati fra i componenti di ogni squadra, quanti giusti, quanti sbagliati, quanti tiri in porta verso il portiere avversario, quanti nello specchio della porta, quanti fuori, quante le rimesse laterali, quanti calci d'angolo, le punizioni a favore, a sfavore, i falli subiti, i falli fatti. Poi se la partita è truccata non lo riescono a calcolare. Quindi sono tempi un po' difficili, siamo in tempi un po' contraddittori. Le persone sono disorientate. Va tutto bene? Disturbo? Cosa devo fare? Ho capito che l'attore, perché sono così gli attori viscerali, c'è entrato nel personaggio prima del previsto. È già entrato nel personaggio, lo lascio continuare. Prego. Daniele. No, sì, caffettino. Caffettierina, sì, caffettierina. Durina. Aia. Acquina.
Ahia! Boa! Boa manina! Ahia! Ahia! Caffettino, polverina di caffettino, cucchiaino. Olè! Vamos là, Dai. Polverina di caffettino, non fa mica niente. Ah, brrr, quasi. Caffetierina, gassino, fiamme, fiamme! Scottaturina, caffettino, tazzina. Caffettino. Bravo, vieni, torna qua. Scusa, Perché hai fatto così? Vuoi dire che usi il cuore? No, che io quando faccio le cose do il massimo, ma questo... perché, ad esempio ho lasciato il sipario. No, sei stato molto convincente. Convincente, beh sì, grazie. Ho notato una certa osmosi anche con il pubblico, mi fa piacere, grazie a voi. Questo, diciamolo, cerchiamo sempre di aiutare questi giovani, giovanissimi. Stai portando in giro uno spettacolo, sì. Con altri due attori molto bravi. Il giorno in cui rubarono le favole. Due attori molto bravi. Una è molto brava, Barbara, l'altro, insomma, Davide dal Fiume. Sta imparando, si impegna e sicuramente l'impegno lo premierà. Sai che mi sei più simpatico quando mimi. D'accordo. Che quando parli. Comunque complimenti, a chi ti rifai te? Lo chiedo sempre, per capire, perché le prime esperienze sono quelle che segnano il percorso artistico. Il Carlino del resto è Emilio Fede, per dire. Te? No, io non vorrei ledere delle maestà, però io quando ero bambino mi ricordo bene che passavo delle ore a guardare Stanley Olio, Charlie Chaplin, quindi non si può dire che è mimica, è tutto, cioè non c'era la parola in quei primi telefilm, quei primi cortometraggi e poi lungometraggi, però non serviva la parola, quindi è stato questo trasporto, diciamo così, per le comiche americane di quegli anni, insomma. E poi c'è stato chiaramente, perché mi guardi così, mi fai un po' paura, cioè mi sento... Non ha mica capito bene il mio rapporto con te, hanno detto bacio.
Beh, è anche strano perché magari in un contesto qualche momento fa parlavamo di altro, invece ascoltando. No, vabbè, anch'io sto ascoltando, Allora, io sto cercando di... Devi abituarti a essere ascoltato. Io ascolto sul serio. Ma io ti ringrazio, però a volte non... No, dicevo, quindi oltre a questo c'è chiaramente un, diciamo così, un imprinting anche fumettistico, quindi si nota abbastanza, quindi gli oggetti che si rivoltano al loro creatore, al loro utilizzatore, un po' anche la filosofia di Walt Disney nei fumetti. Grazie. Prego, grazie a voi. Tra un po' lo richiamiamo perché se l'è meritato anche lui. No, io mi scuso, davvero, lo faccio, voglio scusarmi perché non voglio nascondervi niente. Io non è che non sono proprio un presentatore, non so se si è visto, ma io faccio altro. Adesso sto facendo un corso di presentazione da Maria Teresa Ruta. Cioè, fa ridere che io faccia un corso di presentazione da Maria Teresa Ruta. Pago 3.000 euro ogni 2 mesi e mi sta spiegando un po' le tecniche e non ho ancora capito, per quello chiedo a loro, a chi vi ispirate. Io non sono indeciso se ispirarmi a Marzullo, ma Marzullo devi stare alzato di notte perché non l'ho mai visto intervistare di giorno. Io Marzullo, cioè, è come la guardia notturna, fa orari migliori di Marzullo. Non so a chi mi ispira, Chiambretti che è sardonico, spumeggiante, ironico, Bruno Vespa ma non ho i nei, sto cercando Costanzo, però il Costanzo bisogna capire se è il primo Costanzo o quello di adesso che uno risponde ma non hai capito cosa gli ha domandato lui perché è un po' biscicata la domanda. Io quindi tra tutti questi io sto cercando di fare un mix, sto cercando di trovare il mio punto di forza da presentatore. Datemi dei consigli anche voi che mi vedete, li accetto, siamo tutti nella stessa barca. No, questa è una trasmissione di comunicazione perché le persone non comunicano più, non comunicano e invece è l'unica cosa che dobbiamo fare, è l'unica speranza che ci rimane. Io vedo anche nel mio condominio, non conosci il dirimpettaio, quello della porta di fronte, ognuno compra il suo cagnino e parla solo con quello. Vedo il mio dirimpettaio, sta tutto il giorno sul pianerottolo col cane a dire cosa dici? Dai, dimmi qualcosa. Non vuoi parlare con me? Che belli occhietti che hai. Dai, dammi un bacino, dammi un bacino. Ha fatto la cacca. Allora sono di là gli occhi. Ecco, sono di là. Perché ci sono quei cani con tutto quel pelo non sai mai come sono girati. Cioè te gli dai un bacino negli occhi non erano mica gli occhi. Sembra che esageri. Dite un tipo di cane nel mio condominio c'è, hanno quelli piccoli brutti che la gente tiene per bellezza. Quelli che sembrano topi anabolizzati. Quelli perlomeno non fanno paura, li affronti. Perché poi abbaiano tanto quei cagnini lì? Perché hanno paura che li pesti. Ti avvertono, wow, sono qui. Il San Bernardo, che sa benissimo che come abbaia te sei finito, come apre la bocca te sei finito, non sta neanche ad abbaiare, ti guarda e fa wow. Vabbè, andiamo avanti col discorso. Daniele Ruggiano! A passare dal punto più complicato. Va bene, ho una sorpresa per te. Ho visto che tu sei diventato un esperto di fiabe. Sì. Come il Carlino del Resto è diventato un esperto di editoriale, conosce i giornali prima ancora che escano. Tu sei diventato un esperto di fiabe, giusto? Ma io ti ringrazio, più che esperto io mi ritengo un curioso, perché esperti di favole, di fiabe, io cito sempre diciamo, un luminare che mi ha preceduto, sicuramente non ha niente a che vedere con me, io sono un topolino nei suoi confronti, Italo Calvino, pensate, raccolse negli anni 50 200 fiabe italiane, perché la fiaba, quindi voglio parafrasare, la fiaba è oltre alle origini mitiche e remote, vive anche di migrazioni, per cui le favole sono migrate dal nord al sud, da sud al nord, ovunque, hanno attraversato lo spazio e il tempo, proprio come l'uomo. Infatti le favole sono la storia dell'uomo che ha utilizzato
lo strumento della narrazione, no? Quindi da voce in teatro, e di conseguenza anche nel luogo dove ci troviamo, il luogo della narrazione moderna che è la televisione, no? Poi pensiamo anche al cinema, Walt Disney, quante, no? Quelle favole traslate, poi le favole tra l'altro passando di generazione in generazione, si trasformano e si arricchiscono di ogni luogo della peculiarità di quel luogo, ecco, insomma. Avete visto che lavorone c'è dietro a cose apparentemente semplici, addirittura banali, che fa o facciamo certe volte. Abbiamo una piccola chicchina, una sorpresa. Ti abbiamo preparato una sorpresa dalla regia, prego il nostro regista di mandarla. Guarda, sono gli inizi, forse una delle prime fiabe che tu hai affrontato. Con chi? Vediamolo insieme. Li salutiamo con un applauso da e da. Un funghetto qua, una mora là, un'altra mora qua, ma sono tutte more, non c'è neanche una bionda. Cosa faccio qua nel bosco a quest'ora? Non lo so neanche io. Dove le metti le more? Nel cestino. Ti ho detto 1000 volte, te lo dimentichi. Il Fallo cestino. vedere. Ben visibile. L'avevo messo in tasca. Ben visibile. Vedete tutti com'è ben visibile? Tutte le volte che lo appoggio non so mai più dove l'ho messo. Mi siedo. E la nostra creatura si era smarrita nel bosco. Nostra, poca confidenza. E si sa che nel bosco di notte succedono strani incontri, specialmente quando la luna piena splende alta. Ma come splende alto. Oh. Ci sono i pompieri! Non sono i pompieri, Mi sembravano i pompieri! Non lo sono. E poi io non ho mica paura del lupo. Io delle volte mi faccio paura da sola. Quello sì. Che rumori strani. È una cosa movimentata. E poi i lupi sono in estinzione, non ce n'è mica più. Perché ogni spettacolo si dice al protagonista in bocca al lupo e lui risponde crepi il lupo. Ogni spettacolo fanno morire un lupo. Bene, bene. Ah, che paura. Ma cosa fai te nel bosco? Non hai paura del lupo? Guarda, sei sola creatura nel bosco? No, 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 siamo in una comitiva. Non hai paura di me? Paura di diventare così un po'. Guardami bene, chi sono io? Non vorrei offendere. No, di. Un emarginato. No, guardami meglio, insomma. Chi sono io? Chi sono io? Cos'hai, delle crisi di identità? T'aiuto io, bastarda, t'aiuto io. Guarda. Oh, poca confidenza. Guardami bene il mio profilo, guarda. Non ti succede niente. Che brutti occhi che hai. E per guardarti meglio! Anche il naso è brutto. Me l'hanno fatto così! La bocca è storta. Ma non ti va bene niente! Te la sei presa. No! Chi vuole un lupo a casa? Guardami, t'aiuto io, cane. Arriva subito, fanno chiamare. No, t'aiuto io sono il... Salvetti? Io sono il Lu! Ah, sei lui, ho sentito parlare, come va? Sono il Lu! Non sputare? T'aiuto con le vocali, quando ne conosci le Ma vocali? che devi se mi interessa te chi sei? Ti interessa? Ma non mi interessa mica. Sei andata a scuola grammatica, lup, a, lupa, no! No. Lupu, no! No. Lupi, i, no! No, no. Lupo, o! No. Sì! Allora. Dove vai? Vieni qua, dove vai? Disgraziato, ma non si può finire così. Non va bene. Ma che no, che non va bene? Allora interrompiamo. Con che voce devo parlare adesso? Ma devi parlare con la tua, con quale vuoi parlare? Ecco, la mia è questa qui, allora andiamo per te. Non era mica quella, questa. Oh, ascolta,
questa è una storiella che la gente conosce, c'ha un inizio, una fine, un discorso logico nel mezzo. Non puoi farla finire come pare a te. Adesso facciamo una cosa. Tu fai me, io faccio te, tu fai me, io faccio te. Tu chi fai? Decidi te, per me va bene. Se tu fai me, io faccio te, tu fai me, io faccio te. Tu chi fai? Non lo so più. Allora, tu fai il narratore. Sì. Tanto per il... perché qui adesso andiamo ancora avanti con questo. Ecco, tu fai il narratore e io sono la creatura del Andiamo bosco. via da qui che la gente la sa a memoria questa. Va bene, contento te. Vai. Allora, e mentre Inesorabile continuava a stressarci con la sua scenetta, decidemmo di sopportarlo ancora 2 minuti. Dopodiché gli avremmo catapultato in testa tutto quello che ci capitava per le mani. E poi... Un funghetto qui. Come poi? Come poi? Fai il lupo! No, chiedevo conferma, dico tranquillo. Tranquillo. Sono il gufo! Il lupo! Sono nervoso! Ma che nervoso! Cattivo, aggressivo! Sono cattivo! Oh, sarai cattivo dentro perché fuori non si vede. Digrigna i denti, mostra tutta la tua rabbia, la tua cattiveria. Sbatti la testa ripetutamente contro il muro. Sangue! Sono cattivo o scemo? Beh, insomma, vuoi essere cattivo, poi Sì, il lupo sì. è selvaggio, è fiero, in mezzo alla natura, puzza di selvaggio. No! Tu... No! Non è mica il lupo che fa così, è la gallina, ho sbagliato. Oh, finalmente sono potuto uscire da casa, sono dovuto stare in casa 1 settimana, era sempre bel tempo, finalmente tempo da lupi. I lupini sono al cinema. Una birro là, Sì! un'altra birro là, Sì! ma trovo tutte birro senza cappuccetto. Che brutta questa, faccio finta di non averla sentita! Toh! Chi sei te? Io sono Cappuccino Rosso, ma chi sei? Non vorrei sembrare invadente. No, ma chi sei? Dai, chi sei? Io sono il lupo. Il lupo cattivo! Sì, cattivo. Sei il lupo cattivo! Abbastanza. Ma cattivo, cattivo, cattivo! Sì, cattivo. Ho già massacrato tua nonna, tua zia, il condominio ormai l'ho già fatto scefo tutto. Ma c'è tanta Danila che mi faceva la torta con le mele! Adesso che ne fa? L'ho maciullato. Che fa la torta con le mele? Sono il lupo. Dai, Danila che mi faceva la torta con le mele! Che mi fa la torta con le mele! Mica ti sarai commosso per Cappuccetto Rosso? Cioè, sembravamo i figli di noi stessi? Quello sì. C'è una botta tremenda proprio, una botta tremenda. Siamo Comunque grazie della sorpresa. Ah, questo a voi. Non lo so se siamo migliorati o peggiorati, siamo arrivati alla fine della puntata. Siate un po' matti perché altrimenti così non impazzirete. È l'unico modo. Venite a salutare il pubblico dello studio, venite a salutare il pubblico da casa, prego. Il Carlino del Resto, dove è andato? Su, ecco. Vedete, sono là, li vedete?